numero 3 inizia la competizione. Ok, a differenza degli altri concorrenti, lui inizia subito macinando. Quindi strategia diversa della ricetta della macinatura corretta. Colpo d'occhio è andato ad agire sulla mia regolatrice delle macine per poter avvicinarsi alla granometria desiderata. Tanto ringrazio anche Alberto per averci aggiunto di verità, il nostro sponsor per questa competizione per quanto riguarda l'acqua. E tra l'altro ricordo che Brita è il socio INEI delle aziende che producono attrezzature per il trattamento dell'acqua per macchine professionali. È passato il primo minuto. Tanto mi siedo qua. Ok, dopo l'estrazione andiamo a cambiare nuovamente la granulometria. Siamo a 2 minuti. Va nuovamente ad agire sulla linea delle macine. Ricordo che la ghiera agisce avvicinando o allontanando le due macine all'interno del macinatore. La distanza tra le due macine andrà a determinare lo spessore delle particelle di caffè nel nome di granulometria. Nel frattempo siamo a 3 minuti. La granulometria di conseguenza andrà a determinare il tempo di attraversamento dell'acqua attraverso il panno di caffè. Ricordo, nell'espresso italiano, nella ricetta si parla di 25 secondi per 25 ml. Quindi agendo su questa variabile, che è la granulometria, noi andremo a determinare il tempo di contatto tra l'acqua, che è il solvente, giusto, che solvonizzi, e il caffè, che è il soluto. Tanto siamo a 4 minuti. Giudici tecnici valutano come il concorrente va a
preparare il pannello di caffè. Tanto siamo a 5 minuti, concorrente numero 3. Scusami, l'ho perso, il concorrente ha già dichiarato la macinatura, quindi sta preparando i 4 espressi che andranno alla giuria sensoriale. Ok, e i primi 4 espressi sono pronti. Alessandro li sta portando alla giuria sensoriale. Intanto siamo a 6 minuti. Entrambi i portafiltri, fa estrazioni contemporaneamente. L'emulsione dell'acqua contenuto nel primo bicchiere. Intanto il concorrente numero 4 si è avvicinato alla postazione per iniziare la preparazione. A 7 minuti, concorrente numero 3. Siamo a 8 minuti. Primo cappuccino pronto. E anche il secondo è pronto. Sei a 9 minuti, concorrente. Anche il terzo pronto. E anche il quarto. Ok, i cappuccini possono andare alla giuria. Tanto sei a 9 minuti.
10 minuti. Concorrente al termine prova pulisce la postazione. Ancora 40 secondi prima dell'overtime. Secondi. Dieci secondi. 9, 8, 7, time! Bravo! 10 minuti e 54 secondi. Tanto che i giudici tecnici valutano come ha lasciato la postazione, aspettiamo che Isabella mi dia il via e ti chiedo un parere sulla tua gara. Concorrente numero 3, come è andata la gara? Quindi devo andare meglio, però Dove hai trovato difficoltà, se ne hai trovate? ma nel rapporto un attimino all'inizio, il rapporto grado di macinatura, perché bisogna trovare sempre il giusto compromesso tra quei gradi e quei gradi in particolare, però ho recuperato i bottoncini della parte finale. Bene, visto che hai pulito molto bene la postazione, quanto è importante mantenere pulita la postazione durante un servizio anche in caffetteria normale? Beh, è importantissimo perché credo che sia la base di qualsiasi, diciamo, che faccia parte del carattere del professionista, del barista, no? Sicuramente si parte dal pulito e bisogna mantenere pulito durante qualsiasi tipo di servizio, sia cucina, bar, ristorazione. Diciamo che è quello che all'estero chiamano clean as you go. Ti mando con Isabella a fare l'intervista. Grazie mille, concorrente.